Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano, siamo su MotoGP, siamo a Misano e siamo in pole position, ragazzi. Per il prossimo anno ci saranno diversi cambiamenti comendiani nella carriera, nelle difficoltà, però abbiamo una grande chance quest'anno. Abbiamo la super chance di vincere il primo anno al mondiale, una cosa veramente senza precedenti. Vai Kuma, vai Kuma. Relax Kuma, relax. Relax Kuma, relax. Misano sta diventando una gara molto più favorevole, signori, è incredibile. Come può cambiare tutto, ogni stagione è a sé. Ogni stagione è veramente a sé. È qualcosa di incredibile quello che sta succedendo, ma stiamo calmi, manca ancora tanto, signori. Se sentite il microfono vaneggiare perché sono senza cuffie, sono solo con il microfono, diciamo, vicino perché è troppo caldo. 35 gradi, veramente pesanti. Ma quello che vogliamo è portare a casa il titolo. L'occasione c'è, ragazzi, è chiaro che non finisce qua perché l'obiettivo non è solo vincere un titolo, ma è vincerne tanti e vincere titoli anche con difficoltà che il Kumendone non ha mai osato neanche provare. È vero che siamo a difficoltà reale, ma voglio togliere la traiettoria, voglio mettere la fisica da semi-pro a pro e chissà magari anche togliere il traction control. Mamma mia signori, il Kume vuole qualcosa che forse è un po' troppo. Mamma mia. Però andremo per gradi, Kuma, tutto per gradi. Signori, the best Kuma in the world. Dai Kuma. Very good Kuma, very good. Bravo, no mamma mia, piccola scodata veneziana. Ragazzi, stiamo andando alla grande, veramente bene. Qua si può tentare forse anche l'Etric, cioè incredibile, Etric a Misano, ragazzi. Cioè, l'Etric a Misano mi sembra un po' particolare, un po' curioso, diciamo così. Veramente questo Kuma sta realizzando cose sorprendenti. Attenzione. Però è chiaro che non è ancora finito, nel senso, anche vincere questa non mi dà garanzie di niente, perché ci sono comunque gare sfavorevoli all'orizzonte. E soprattutto poi alla MotoGP abbiamo visto che basta poco per crollare. Attenzione come attenzione. No, qua il Comendone forse ha rischiato un po' troppo. Ma il vantaggio è buono però, perché c'è lotta tra Lorenzo e Marquez, bagar tra i due spagnolosis, spagnolotis, in un tipico spagnolo comendiano. Hashtag il Kume sa tutte le lingue. Siamo là ragazzi, siamo là. Intanto Marquez crolla al quarto posto. Io voglio stare zitto. Crazy Kume, silent please. Stai zitto Kume, stai zitto. Stai zitto Kume, stai zitto. Kume, stai zitto, ti prego. Occhio, crazy, the crazy Kume in the world. Io vagabondo che sono io, il Kumendone vuole vincere il mondiale. Soldi in tasca non ne ho, ma alle ragazzette piace il manubrio del Kume. Ok, secondo giro completato. Ne manca uno. No. Giro record di Camomillo, signori. Camomillo mi strappa il giro record. Camomillo mi strappa il fastest lap. Vabbè. Pazienza, Beppe. Pazienza. Purtroppo, anche se nelle mie statistiche comendiane siamo abbastanza vicini tra pole e giri veloci, però non sempre sono nella stessa gara, quindi è pazzesco, signori, veramente. In certe gare faccio la pole, in altre il giro record e viceversa. Signori, this is Kume. Com'è così? Ragazzi, c'è Misano che sta esplodendo, il Kumendone può fare un double storico in Italia. Mamma mia, ragazzi, cosa si sta inventando questo ragazzotto veneziano che andava in gondola fino a pochi anni fa e adesso invece è alla conquista della MotoGP. Incredibile, al quarto anno, dopo 2 anni importanti in Moto3, dopo un buon terzo anno in Moto2, nel quarto anno sta sbocciando definitivamente il fiore dai petali d'acciaio. Il suo nome è Kumenda, veneziano. Hashtag fiore dei petali d'acciaio veneziano. E si gode, hashtag vaffanculo. Occhio. Mi sento tanto Moratti degli autogol, mi sento, madonna. Guarda, quel canale è qualcosa di devastante, cazzo. E signori,
ultima curva, e poi il veneziano va a vincere un'altra gara. Signori, questo mondiale è incredibile, questo mondiale è incredibile. E commenta il re di Misano. Un weekend sulla Riviera. Oh yes! Terzo posto per Marquez. Signori, il veneziano va a più 20. Mamma mia, stiamo calmi, raga. Stiamo calmi. Ma la tensione adesso è veramente tanta, eh. Livello 70. Guarda quanti soldini che ho. Come godo, senti come godo. Festeggiamenti, fiori, veneziano. C'è! Ragazzi, siamo a Aragon e comunque dai, 12° posto in griglia, nel senso, va bene, purtroppo qua questa è una delle sfavorevoli e stiamo limitando i danni. Adesso però bisogna vincere, bisogna fare una buona gara. 20 punti di vantaggio su Marquez, il primo anno come indiani MotoGP, difficoltà reale. Signori, sta succedendo qualcosa di abbastanza curioso. Vara il casino. Cioè, l'obiettivo è fare punti, l'obiettivo è fare punticini. L'obiettivo è fare punticini irridati. E dopo gare buone ce ne abbiamo ancora qualcuna. Filippo Isola, Sepang, Valencia, tutte gare che se siamo già in vantaggio in classifica, va bene, no, non voglio dire niente perché non ci credo chiaramente che possiamo vincere il mondiale, però una minima chance c'è. Siamo arrivati come volevo alle gare sfavorevoli, cioè con un buon vantaggio, perché addirittura 20 punti non me l'aspettavo. Dai, anche perché il prossimo anno sarà veramente durissima e quindi l'obiettivo ormai l'abbiamo capito, ragazzi, è quello di vincere tanti mondiali, ma anche con difficoltà sempre più impossibili. Per il prossimo anno sono con la Ducati ufficiale, ragazzi, moto italiana, pilota italiano e pacco italiano, quindi sarà un godimento incredibile. Però già quest'anno si può fare l'impresa, Beppe, la possiamo fare, basta solo crederci, no? Questa è la curva che ha avuto problemi nella Q2, incidente per qualcuno, per fortuna non è colpa mia, Goro. Marquez, incidente per Marquez, ma quale? Oddio, non capisco. Com'è possibile Marquez? Non ci credo. No! Come non pensare che è un altro Marquez, non pensarci. Non pensarci, come, non pensarci. 8° posto comunque. Ma non può essere Marquez dietro di me, non l'ho neanche visto cadere. Boh, vabbè. Sono tutte cose un po' curiose. No, mamma mia, che rischi però. Sarà il Marquez taroccato, sarà il fratello, sarà un porco, chi lo sa. Primo giro completato. Tanti ritiri ho subito qui ad Aragon, quindi speriamo intanto di finire la gara, sarebbe già qualcosa finirla. 7° posto, non mi soddisfa pienamente, ma va bene. Giro record di Camomillo, ragazzi. Camomillo è in forma, eh? Camomillo è in forma. Vai, come cazzo, andiamo a chiudere. Escargot qua mi ha sverniciato Escargot, eh. Io sto andando pianino, non voglio rischiare anche qualche punto importante adesso. Tutto fa brodo, come si suol dire, come si suol. Terminologie molto, molto belle come indiane. Che caldo, ragazzi, che caldo, porca puttana. Perché tutto sto caldo? No, attenzione qua, rispetto tanto. Abbiamo l'innominabile davanti, 7 place. Come sto cercando di spingere il più possibile, ma è dura, ragazzi. Questo è un tracciato molto e molto sfavorevole, purtroppo. Ad Aragon in carriera ho vinto, mi sembra, una volta, forse. Bene, questa l'ho presa molto bene, come gran secondo giro. Buon secondo giro per il Kuma. E che mai arriva il fa. Penso se arrivasse il fastest rido, giuro che rido. Che rischio. Anche il 7° posto va alla grande. Qua, ad Aragon e spara. Quel Marquez incidente mi è rimasto veramente nella testa. Se andiamo a vedere la classifica, perché prima non l'ho neanche vista alla fine del primo giro, e così ci togliamo ogni dubbio se Marquez si è rotto o no. Lorenzo Dovi, Pedro Rossi, Iannone, incredibile, Fioi. No, bisogna fare punti, eh. Ecco, per guardare la classifica sono un pirla. Fioi. Ma non ci credo, dovizioso giro record, ma non è quello che mi interessa. No, non ci credo, Beppe, non ci credo. Vale Escargot. Vabbè. Ma non mi preoccupo minimamente, cioè mi sei arrivato addosso come un drogato.
Attenzione, Ridley Scott reading. Ancora, Marquez ha pagato qualcuno per buttarmi fuori durante la gara. Pazzesco, Will Smith. Qui possiamo guadagnare ancora. Basta che non fai cappelle, come ti prego. Sono tesissimo. Sono tesissimo. Io sono tesissimo. Io sono teso, le gomme non esistono più. Qua ho rischiato come un porco in calore. Ti prego, andiamo a fare punti, un settimo posto che vale 10 vittorie. Un settimo posto che vale 1000 vittorie. Incredibile, proprio Marquez si è rotto. E potrebbe veramente... Qualcuno sembra amarmi da lassù. I tifosi spagnoli sono impietriti nel vedere questa scena. Incidente per Vilma De Angelis. Incidente per Vilma De Angelis, il come perde una posizione, ma non deve rischiare. Va bene anche ottavo. Ho troppa paura. Ho troppa paura, mi sto cagando addosso. Ho troppa paura, mi sto cagando addosso. Attenzione, Ridley Scott. Ridley Scott. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Ottavo posto, perfetto per il Cume. Va benissimo, guadagno altri punti su Marquez. Sì! Oh yes! Bravo Cume, bravo. La classifica vede Veneziano a più 26, una gara di vantaggio. Signori, veramente incredibile quello che sta capitando in quest'anno comendiano. Che cool, ragazzi, che cool. Raga, un saluto dal comendone veneziano. Ciao!